con l'esercito, e la Calabria sembra stare in un altro paese. Eccolo là, Milluzzi. Milluzzi, hai qualche aggiornamento al volo? Prima che arrivo dal professor Crisanti? Sì, Mirta, ti faccio vedere in questo momento come funziona qua la vaccinazione drive-thru a Milano. Le persone con la prenotazione arrivano, rimangono in macchina e vengono vaccinate direttamente in macchina. Una struttura, come dicevi tu, gestita dall'esercito, con l'Ornello Zullino, un'operazione che deve velocizzare la campagna vaccinale. Qual è l'obiettivo? Sì, l'obiettivo è di arrivare a 2000 vaccini al giorno quando saremo a regime. Attualmente viaggiamo sui 600 vaccini al giorno. Quindi vedi Mirta, qua alle mie spalle in 5 minuti si arriva, si fa la vaccinazione senza scendere appunto dalla macchina e poi si aspettano i famosi 10 minuti per vedere le eventuali reazioni, il tempo di attesa nel parcheggio alle nostre spalle, e andiamo via. Uno strumento veloce che appunto dovrebbe velocizzare la campagna. Allora, ora torniamo vaccinale. da voi. Ringrazio il colonnello di averci spiegato, però torniamo fra pochissimo. Vado subito a salutare il professore Andrea Crisanti. Gli chiedo subito un commento anche sulle immagini che abbiamo visto, perché insomma poi vedremo altro, perché è una lunga inchiesta quella che ha fatto Ludovica. Vi dico la verità, c'è da mettersi davvero le mani nei capelli di quello che sta capitando. Professore. Ma guardi, io penso che le immagini che ci ha fatto vedere la Calabria partano da lontano, Nel senso, questo è un sintomo di un sistema che non funziona, non riesco a immaginare poi che cosa debba subire un cittadino della Calabria per accedere ad altri servizi più complessi di quello che possa essere una vaccinazione, se abbiamo visto una situazione del genere. Mi immagino le prenotazioni per le visite specialistiche, mi immagino tutta una serie di altre cose con cui funziona il sistema sanitario, cioè questo è un sintomo di una cosa che non funziona niente, ecco. Senta, professore, le posso fare subito, poi arrivo anche un attimo da Bertinotti, che poi ho promesso che lo lascio andare e poi presento gli altri ospiti. Posso farle una domanda subito, molto diretta, su AstraZeneca? Lei è convinto che non ci sia alcun problema, come dice l'azienda, come dice peraltro anche insomma, il governo, cioè che i dati di AstraZeneca che abbiamo in possesso escludono un incremento della trombosi? Perché lei sa bene che invece purtroppo gli episodi avversi si stanno moltiplicando e quindi la paura è grande. In Piemonte hanno sospeso. Anche perché lei, io mi ricordo sempre che lei fu quello che disse a un certo punto che sui vaccini non era affatto convinto di farselo subito, perché secondo lei insomma, disse non me lo farei finché non sono dati trasparenti. No, veramente non ho detto così, io ho detto senza dati il vaccino non me lo faccio. Senza dati, non c'è dubbio. E invece i dati che abbiamo ci rassicurano. No, ma dico questo per dire che lei fu molto chiaro, a costo di essere anche molto criticato fin dall'inizio. Quindi la domanda è: i dati che possediamo su AstraZeneca ci mettono tranquilli? Cioè lei... Guardi, i dati che possediamo finora su AstraZeneca ci mettono tranquilli. Chiaramente si stanno accumulando, come lei dice, evidenze di una serie di effetti collaterali molto blandi, tipo per esempio, che ne so, un giorno di febbre, spossatezza. Questi sono abbastanza frequenti, ma questo già lo sapevamo prima di fare la vaccinazione. Guardi, se lei vede i dati pubblicati con i trial, mettevano in evidenza come questo vaccino è un vaccino che induce una forte risposta immunitaria, spesso associata con febbre e mal di testa, quindi questo si sapeva da prima. Se è stato fatto un errore, forse, probabilmente alle persone non gli è stato detto subito, va bene? Come io ho sempre detto, bisogna sempre dire le cose come stanno. Poi, questi 2 o 3 casi sono obiettivamente pochi, perché lei capisce, in Inghilterra hanno vaccinato 10 milioni di persone con AstraZeneca e non hanno evidenziato nessun caso di questa complicazione. Ora, se c'è stato questi 3 casi, chiaramente bisogna indagare, non è che ne bisogna né minimizzare né creare panico. Comunque la cosa buona è che esiste un sistema di tracciamento e di qualità sulla quale è stata fatta l'autorizzazione che ci permette di andare a ritroso dalla persona che ha fatto la vaccinazione fino alle persone che hanno gestito la produzione. Ogni singolo passo è tracciato, quindi è chiaro che a questo punto si dovrà verificare se è successo qualcosa di sbagliato per questo lotto. Guardi, mi dica una cosa chiara, così si capisce bene da casa. Potrebbe anche essere accaduto che ci sia qualcosa di sbagliato, ma la cosa importante è avere in piedi un sistema che lo traccia e elimina il problema. Questa è la cosa importante, perché guardi, nessuna operazione di carattere medico è esente da rischi.
anche una semplice iniezione può portare a Non c'è un'infezione dubbio. potenzialmente seria. Guardi, bisogna capire questa cosa, nessuna pratica medica c'è a rischio zero. Diciamo sta cosa subito e così Senta, professore, per incominciamo a far capire. capire bene a casa, no? Ma se lei dovesse vaccinarsi oggi, non si fosse ancora Guardi, io oggi con mi vaccinerei AstraZeneca, con lei si AstraZeneca. vaccinerebbe oggi con AstraZeneca? Guardi, io mi vaccino con AstraZeneca e ho consigliato a persone a me care di vaccinarsi con AstraZeneca. Ok, chiaro. Allora, Bertinotti, voglio sentire un suo commento, così poi la lascio andare. Devo anche presentare gli ospiti che ci hanno raggiunti. Tra l'altro le dico che c'è collegato con noi già Nicola Fratoianni a proposito di sinistra. E poi vedo Antonella Boralevi e Klaus Davi. Però insomma, che sensazione, anche quella Calabria che le ho fatto vedere, no? Prima parlavamo dei diritti civili e dei diritti sociali. Ecco, perché la Calabria sono stati eliminati proprio i diritti sociali. Parlare del Covid mentre lei è lì, il professor Crisanti, è un po' presuntuoso, ma vorrei dire 3 cose rapidissime. Primo, sulla vicenda Calabria non può esserci altro che un'indignazione. E però, insieme all'indignazione, il fatto che siamo di fronte a una crisi nel servizio sanitario nazionale, perché si rivela non più nazionale. Bisogna metterci mano. Le vicende che lei ha raccontato sono veramente suscettibili solo di indignazione. Secondo, tuttavia, noi continuiamo ad avere una discrasia tra quello che viene annunciato, accelerazione di efficienza, eccetera, e elementi invece di disagio che vengono indotti nella popolazione, anche nei punti dove le cose funzionano, come nel Lazio, dove per esempio si può constatare che un medico territoriale ha a disposizione in una giornata 11-12 dosi per i vaccini e potrebbe farne 150, ma solo che non le ha a disposizione. Terzo, c'è un punto ormai di crisi, ma il professor Crisanti ne potrà dare conto con molta più precisione, che riguarda il governo europeo e il fatto che importanti multinazionali farmaceutiche contravvengono agli impegni presi. Allora, c'è un appello sulla questione brevetti, distribuzione, firmato autorevolissimamente da molte personalità, prime delle quali il professor Silvio Garattini. C'è qualcuno di responsabilità politica che vuole rispondere a questo appello? Grazie. Ha ragione, sono abbastanza d'accordo, siamo sempre un po' in ritardo, sempre un po' in affanno, sempre alla rincorsa. Ringrazio e saluto Antonella Boralevi, scrittrice, so che è uscito il tuo nuovo libro al quale tieni molto, ma di cui non vuoi anticipare nulla, però insomma... perché non è ancora in libreria, quindi confido che mi richiamerai quando arriverà in libreria. Assolutamente lo farò, appunto. Ho salutato già Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra Italiana, come pure Klaus Davi, scrittore, giornalista, autore tra l'altro di un bellissimo libro che si chiama I killer dell''ndrangheta. Diciamo che Klaus la Calabria la conosce e la frequenta, per cui le immagini che a me sono parse incredibili e raccapriccianti, forse per lui sono un po' più familiari, ma ci arriviamo fra un momento. Devo tornare al professor Crisanti. Bertinotti, io lei le lascio libera scelta, non sia mai quando vuole la faccio. Grazie, auguro a lei tanti auguri e buona giornata a tutti i suoi ospiti. La ringrazio molto, a prestissimo. E a chi ci ascolta. Grazie. Grazie, a presto, grazie. Allora, Crisanti, mi parla un attimo del tema della terza ondata, no? Perché quando lei diceva che c'era la terza ondata che sarebbe arrivata, dicevano un po' che era una Cassandra, insomma, se ne è un po' portato appresso questa cosa, che lei era uno di quelli un po', no, che prediceva sventure. E poi, ahimè, ecco, sottolineo, ahimè, le sventure si avverano e quindi Crisanti riprende ad essere un punto di riferimento. Senta, mi sono imposto di non fare più nessuna predizione, va bene, quindi questo lo dico subito. Ah, benissimo, ok, perché ha paura che ormai si autoavverano le sue profezie, quindi sta zitto. Sì, esatto, quindi non faccio più nessuna predizione. Guardi, ma questa terza ondata, secondo me, è il risultato del fatto che non è stata tempestivamente bloccata la seconda. Se avessimo sfruttato bene il mese di dicembre e fatto un lockdown più serio, forse saremmo usciti dalla fine di dicembre con pochi casi e sicuramente avremmo impedito alla variante inglese di diffondersi. Il fatto che la variante inglese ha incominciato a diffondersi tra dicembre e gli inizi di gennaio
noi avevamo l'opportunità per bloccarla, ma guardi, io non capisco come ci si fa a illudere che una variante che ha una capacità infettiva estremamente elevata, che ha messo in ginocchio l'Inghilterra, che ha messo in ginocchio Israele, che ha praticamente spazzato via il sistema sanitario del Portogallo, non arrivasse in Italia. Io questo non lo capisco, come mi permetta politici e anche coloro che li consigliano non abbiano messo in guardia di fronte a una situazione del genere. Scusi, le posso fare una domanda forse un po' a terra, però mi crede quella che hanno intestato tutti gli italiani. Ci hanno detto a Natale rimanete chiusi, così poi a Pasqua vi divertite, mangiate la colomba. Adesso ci chiudono a Pasqua perché ci dicono così poi almeno l'estate ve la godete. Lei ci crede? Nel senso che io no, ma guardi, ma scusi, mi scusi un attimo, ma perché a Natale lei considera che quelle sono state misure serie? Ma me l'ha fatte vedere lei tutti gli assembramenti, si ricorda? Sì. Le folle che assaltavano le strade, i negozi, ma che quella era se erano le misure di distanziamento? Ma li abbiamo incoraggiati a uscire, gli abbiamo dato anche il cashback, gli abbiamo dato anche la lotteria dello scontrino. È chiaro che le persone si sono nelle vacanze di Natale si sono praticamente tutti precipitati a fare shopping. Ora non dico che questa sia una cosa sbagliata, però sicuramente non ha aiutato il controllo dell'epidemia. E ora a questo giro ci crede di più. È stata una pezza calda questa che è stata fatta a Natale, mi permette, dal punto di vista epidemiologico è stata una pezza calda. Una pezza calda. Adesso invece è una toppa, è quello che ci voleva. Ma guardi, sicuramente, guardi, io penso che stavolta forse l'hanno preso un po' più sul serio e tutta una serie sia di categorie che di movimenti politici che inseguivano demagogicamente queste categorie, perlomeno non le sentiamo più. E questo tutto sommato è un bene. Senta, mi scusi, i vaccini arrivano nel frattempo, perché insomma la cosa che ci ha fatto capire Draghi è, capisco che è di nuovo difficilissimo, di nuovo tanti sacrifici, di nuovo tutti chiusi, però adesso i vaccini sono davvero alla portata, perché insomma in America c'è un signore che si chiama Biden che ha fatto due cose, ha detto che il 1° maggio saranno vaccinati tutti gli adulti, non prima, dopo, furbetti, non furbetti, liste contro tutti. E l'altra cosa è che il 4 di luglio si festeggia l'Independence Day in pieno stile americano, con grigliate e tutto il resto. Da noi? Penso che Biden abbia dato un obiettivo alla nazione, ha sicuramente in qualche modo evocato un sentimento patriottico, abbia dato un obiettivo verso cui ispirarsi. Ecco, forse qui manca qualcuno che riesca a ispirare e a motivare tutta. Ecco, qui c'è uno sforzo corale di un popolo per arrivare alla vaccinazione di massa. Allora, io vi riporto di nuovo in Calabria, perché appunto, dicevo all'inizio che sembra un po' purtroppo sì, ho altre cose da farvi vedere, è terribile ma è così. Tra l'altro io vi ricordo il romanzo calabrese, i commissari che andavano, uno andava e l'altro pure, trovare l'uomo in grado per rimettere a mano agli ospedali sembrava impossibile. Ebbene, adesso che le cose vanno male, veramente è proprio il trionfo di per colpa di chi, cioè ognuno è pronto a scaricare la colpa sull'altro. Guardiamo questo servizio incredibile, questo reportage dalla Calabria di Ludovica Ciriello e poi sento tutti i miei ospiti. Il nostro viaggio negli ospedali calabresi inizia così. Questi sono 1, 2, 3 e 4 possibili posti letto inutilizzati. Quello di Paola è il primo grande ospedale arrivando da nord, eppure ha solo 4 posti in terapia intensiva. Raddoppiarli avrebbe anche alleggerito gli altri ospedali della zona, piccoli, depotenziati e all'inizio della terza ondata già saturi. Ci sono pazienti che magari vengono presi a 170 km da qui. Può anche succedere che le persone più fragili non riescono a superare il viaggio. Per capire che aspetto abbia un ospedale depotenziato, siamo andati a Scilla. Guarda qui, guard, materiale medico, sanitario. Vieni a vedere. Guarda là sotto che c'è. Cartelle cliniche. Rifiuti sanitari pericolosi. Stiamo camminando da 10 minuti, non abbiamo incontrato un solo medico. Salve. Fuori è così abbandonato da quanto tempo? Speriamo che per settembre si possa partire a ristrutturare tutta la struttura. Da parte nostra c'è la volontà di lavorare, se abbiamo direttive chiare, ma una commissione straordinaria che mi può capire di sanità. Il
viaggio prosegue verso Rosarno, che avrebbe dovuto ospitare il più importante presidio della piana di Gioia Tauro. Macchinari, letti, se li sono rubati. Questo era un ascensore scomparso. Si sono rubati l'ascensore? Come vede non c'è più. Tutti gli ospedali calabresi che non sono mai entrati in funzione ma pronti faranno la fine di questo ospedale. Cambiando Costa, il risultato è lo stesso. Quello di Locri è un ospedale da anni al centro di polemiche. Poco personale, reparti chiusi, 6 anni per ottenere il macchinario della risonanza magnetica. Andiamo a vedere dove fate i vaccini, dov'è la famosa risonanza. Attualmente la risonanza è chiusa, stiamo aspettando l'aggiornamento del personale. Lei mi insegna che un macchinario senza un essere umano che lo mette in moto... Ho capito, però ci vogliono dei tempi, diciamo, anche tecnici. La gastroenterologia è uno, diciamo così, dei punti dolenti. C'è il personale ma mancano le apparecchiature. Da un lato c'è la risonanza e non c'è il personale, dall'altro c'è il personale ma non c'è il macchinario. Sono due problemi, insomma. Opposti ma uguali. Opposti ma uguali. Quando viene il presidente della regione per fare l'inaugurazione della risonanza, lei non si arrabbia sapendo che poi in realtà lei dal giorno dopo non la potrà usare? Sì, in un certo senso sì. Sì. Qua dovevano arrivare 10.000 medici, 10.000 infermieri in Calabria per questa pandemia. Non ci sono, dove sono? Ma io li chiedo, io chiamo, ma purtroppo... E allora anche noi abbiamo provato a chiamare. Pronto? Commissario, sono Ludovica Ciriello, una giornalista di La 7. La sto cercando da un paio di giorni perché volevo chiederle un'intervista. Oggi sarà un po' difficile perché abbiamo una riunione molto importante. Per tutta la giornata? Io ho girato vari ospedali, ho posti letto in terapia intensiva fermi, vaccini che non ci sono più. Ma questo un po' in tutta Italia, non soltanto da noi. Commissario, mi scusi, però io ho tante domande, posso venire da lei? Allora, caro Klaus, non si arrabbiano abbastanza però in Calabria, perché è un'enormità. Cioè a Locri ci sono i macchinari, non ci sono le persone che li possono usare, e ci sono le persone, non ci sono i macchinari. Ma com'è possibile? Guarda, il mondo alla rovescia. Beh, intanto la gente è esasperata. Sul tema della sanità si sono consumati patti vari, non dimentichiamoci le infiltrazioni mafiose documentate da voi ma anche da Santoro in puntate passate, già 15 anni fa, molto forti. La gente non ha più fiducia, mi spiace doverlo dire. Il problema dei calabresi è che non hanno più fiducia nello Stato e non posso dare loro completamente torto, anche se secondo me dovrebbero andare in piazza tutti quanti, perché comunque lo Stato, l'abbiamo visto lo Stato impersonato dal commissario, degnissimo poliziotto, che come poliziotto ha fatto benissimo, ma totalmente non in grado, non ha proprio gli strumenti per riorganizzare una sanità che è devastata. Allora, questa è la situazione tragica della Calabria ed è dovuta al nostro governo centrale. Anche il nostro governo centrale ha deciso, la politica romana ha deciso che quella non deve essere una parte dello Stato. Quella è una zona franca dove si consumano ogni giorno cose di questo tipo, dove i cittadini e le cittadine, donne, perché poi le donne pagano un prezzo altissimo della malasanità, sono sudditi. E si manda l'ennesimo commissario che poveretto non sa neanche che pesci pigliare. Vorrei ricordare che i commissari mandati dallo Stato centrale sono stati il peggio che c'è stato in Calabria e hanno avuto la gravissima responsabilità di fare rimpiangere le organizzazioni mafiose. È tutto dire, è molto grave quello che dico, ma questo è il risultato del fatto che non c'è stata una politica degna di affrontare le questioni. Allora, Chiudo dicendo anche una cosa. Quella terra lì potrebbe essere il riscatto, lo dico perché ieri ha parlato Letta, no? Sì. Potrebbe essere un luogo di riscatto della sinistra, dove invece hanno mietuto consensi alla grande Salvini da una parte e i 5 Stelle dall'altra. Fatemi sentire Fratoianni su questo. La sinistra l'ha data per persa, completamente per persa la Calabria, dove non c'è nessuno. Questo è un grande tema, no? Tra l'altro, al di là di quello che sta dicendo Klaus, dico che anche una delle nostre fonti a Camera Bassa ha detto che i commissari arrivano da Roma e non sanno neanche dove mettere le mani. Cioè la sensazione che abbiamo un po', come diceva Klaus, è che mandano la gente da Roma
così, cioè tanto per metterci una toppa, ma non c'è nessuna volontà di cambiare le cose. No. Ci giriamo dall'altra Esatto. parte, che succede, Fratoianni? Ma intanto il commissariamento infinito di per sé è un fallimento. Quando la sanità è commissariata a tempo indeterminato vuol dire che quell'intervento non produce nessun risultato. C'è un problema che riguarda l'intervento specifico in quella regione, ma che riguarda più complessivamente la gestione della sanità in questo paese. Io credo che la vicenda drammatica che stiamo attraversando e che con la pandemia ha accentuato e messo, se possibile, ancora più in evidenza le fragilità del sistema, che in alcune aree del paese come la Calabria sono drammatiche, ci dica che bisogna cambiare qualcosa nell'assetto complessivo. La Calabria è un esempio clamoroso, ma le differenze talvolta parossistiche, paradossali con cui è gestita oggi la campagna vaccinale, anche laddove diciamo, queste differenze non producono il disastro che ha mostrato il suo servizio, ci dicono che qualcosa non funziona. Quindi io penso che intanto su questo sia necessario avviare una discussione pubblica il prima possibile, perché non è che siccome c'è l'emergenza non possiamo discutere di come va riorganizzato il sistema complessivamente, altrimenti com'è? C'è la questione del debito, cioè la sinistra, voi che siete la sinistra, dovrebbe andare in Parlamento e dire il debito sulla sanità della Calabria va tagliato. Questo ma io sono d'accordo. lei perché lei è impegnato, ma noi non dico io sono d'accordo. Con esperienze amministrative in Calabria. Il problema è che se pende questa spada di Damocle, cosa succede? Che i calabresi vanno a fare la sanità in Lombardia. Allora, facciamo rispondere ai Fratoianni che devo arrivare dalla Boralevi. Chiedo scusa. Scusa. Klaus Tabi lo sa, credo, io sono d'accordo. Io penso che, diciamo, oltre al problema che riguarda le funzioni e la totale disarticolazione tra regioni, Stato, tra regioni e regioni, c'è un problema che riguarda il modo con cui in questi anni si è intervenuto. La sanità è stata trattata largamente come un sistema aziendale. I tagli alla sanità e anche i piani di rientro, imposti spesso su criteri puramente di carattere economico, hanno massacrato in particolare le regioni più deboli. Peraltro il piano di riparto dei fondi sanitari, che è stato ed è ancora largamente condizionato da alcuni fattori, per esempio l'età della popolazione, no? Invece che lo stato di deprivazione culturale, sociale, anche sanitario, hanno determinato una iniqua distribuzione delle risorse. Allora io penso che su queste questioni sia necessario un intervento organico. No? Vorrei allargare un attimo all'Italia, perché la Calabria ci racconta un pezzo d'Italia, ma insomma la sensazione che abbiamo è di un paese in guerra, che va in guerra con armi del tutto differenti e che ha sempre bisogno effettivamente di un commissario. In Calabria c'è il commissario mandato e in Italia in qualche modo anche Draghi è una sorta di commissario, diciamo la verità, perché il paese, la politica ha fatto un grande default. Antonella Boralevi, poi torno anche da lei, Crisanti, perché dobbiamo anche arrivare al tema di come affrontarla questa terza ondata, perché insomma io ho tanti dubbi su quanto siano poco preparate le nostre strutture ancora dopo un anno. Boralevi? Allora, io vorrei dire poche cose, ma ci terrei a dirle tutte. La prima è questa: non è vero che dopo quasi un anno e mezzo non sappiamo nulla del virus, sappiamo quasi tutto. Sappiamo come si diffonde, sappiamo come si cura e sappiamo come si previene, cioè con moltissimi vaccini. Questa è la prima cosa da dire. Prima il professor Crisanti diceva che non capisce perché in Italia si siano fatti dei lockdown praticamente strappandosi i capelli come quello di dicembre, che poi in realtà non sono serviti a nulla. Ecco, vorrei provare a risponderle. Allora, teniamo presente che tra i dati che noi abbiamo adesso ci sono i paesi che stanno ottenendo delle reali vittorie sul virus, e poi ricordiamoci che queste vittorie si dovranno ripetere tutti gli anni, perché questo virus o i suoi seguenti continueranno a esistere, perché abbiamo un mondo globale e l'abbiamo dimostrato. Allora, cosa hanno fatto questi paesi? Prenderei l'Inghilterra, perché l'Inghilterra ha lavorato, devo dire, molto bene. A maggio Boris Johnson ha preso i primi accordi per prenotare il vaccino. Da noi a maggio il nostro ministro Speranza penso che scrivesse il libro nel quale poi appunto aveva detto che a giugno il suo governo avrebbe vinto tutto, lo doveva pubblicare a settembre, poi l'ha ritirato.
Da giugno a settembre l'Inghilterra ha organizzato la logistica e il piano vaccinale, cioè ogni nome e cognome corrispondeva a una data in cui sarebbe stato somministrato il vaccino. E parliamo di un paese che io conosco bene, come tanti che ti stanno seguendo, Mirta, dove la maggioranza delle persone vive per strada, tutti insieme, si ammassano nei pub. Cioè, se c'è un paese dove la socialità tant'è vero che nella prima fase avevano fatto dei disastri clamorosi e poi hanno recuperato molto. Sì. Allora, vorrei chiudere questo discorso perché secondo me, scusate, ma potrebbe essere utile. Cosa è successo? Che avendo prenotato i vaccini in tempo, avendo costruito in tempo il piano vaccinale, in una situazione tragica come è stato a novembre, dove sono arrivati a 50.000 contagi al giorno, hanno fatto una cosa che da noi non si può dire, cioè il lockdown radicale, cioè il paese sarà chiuso fino all'inizio di giugno. Tuttavia sono stati vaccinati 20 milioni di persone e per darvi un'idea... Allora guarda, fermati un momento, perché certamente vorrei chiudere, Mirta. Sì. Le prenotazioni degli inglesi che tireranno sull'economia per l'estate sono aumentate per i viaggi e le vacanze del 630%. Allora, io vorrei porre una domanda a questo tuo, devo dire, parterre e a te soprattutto. Scusate, ma non sarebbe più corretto? Finalmente forse Draghi lo potrebbe fare con la verità, dire alle categorie produttive, scusate, noi abbiamo lavorato per un anno e vedete in che situazione siete. Non sarebbe meglio stabilire che da ora fino alla fine di luglio, quando almeno 30 milioni, 35 milioni, non i 42 che dovrebbero siamo chiusi, ho capito il concetto, chiudiamo tutto, ma questa è una domanda che farò a Crisanti, che naturalmente immagino che insomma ci abbia riflettuto su questi, anche perché secondo me il vero tema è il doppio binario, ti chiudo e ti vaccino, perché se mi chiudi e non si sa quando mi vaccini, io prima o poi divento matto. Questo io penso io, ma è una mia sensazione parlando con tante persone. Mirta, vado in pubblicità, torniamo subito. Crisanti, rimanga con me che mi risponde dopo la pubblicità. Sì, non me ne vado. Bravo, grazie. Il numero delle persone positive al coronavirus in Italia supera quota 20.000, sono 20.631. A preoccupare è anche e soprattutto il numero dei decessi. Siamo assolutamente pronti ad aiutare l'Italia con qualunque cosa sia necessaria, è essenziale. Fa una certa impressione vedere un anno fa, caro professor Crisanti. Tutto questo è il ragionamento della Barelli, però è interessante, cioè dice l'esempio inglese ci sta. E noi adesso siamo rossi. Lei però mi ha appena detto prima che secondo lei Natale quelle misure fatte erano pannicelli caldi. Oggi si parla di 2 settimane in rosso, ma possono bastare 2 settimane a suo parere? Ma guardi, come ha detto la sua ospite prima, in Inghilterra hanno fatto già 12 settimane di restrizioni e elimineranno le prime probabilmente verso fine aprile ed altre a fine maggio. Il tutto poi accompagnato da una campagna di sequenziamento senza precedenti per il monitoraggio delle varianti e il tutto sostenuto da una capacità di fare tamponi, mi creda, pazzesca. Non entra nessuno in Inghilterra che non ha fatto il tampone, una volta che è entrato bisogna farli perlomeno 3-4 prima di uscire di casa. Questo, allora, se non si mette in piedi un sistema che affronti a 360 gradi la pandemia, perché non si affronta solo con il lockdown, si affronta con una campagna di vaccinazioni pianificata. Quello che è successo, quello che sta succedendo adesso in Inghilterra è il risultato di quello che è stato pianificato mesi fa. Non è che ci si improvvisa 500.000 vaccinazioni al giorno da un momento all'altro.
Posso, Mirta? Hanno creato una capacità di fare tracciamento delle varianti impressionante, hanno sequenziato 200.000 virus, sanno esattamente cosa c'è sul loro territorio e come si propaga. Riescono a fare 600.000-700.000 tamponi molecolari al giorno. Noi siamo ancora con questi tamponi antigenici che cioè lei cosa pensa? Che in un paese come il nostro, dove sequenziamo così poco, potremmo avere un'altra variante in giro e manco lo sappiamo? No, peggio ancora, se ce l'abbiamo neanche ce ne accorgiamo. Peggio ancora, mi creda. Allora, scusate, io penso che il tema sia il consenso. Supponiamo poi che una volta, mi permetta, supponiamo che una volta che poi noi abbiamo raggiunto questa famosa soglia dell'immunità di gregge, una volta che abbiamo raggiunto la soglia dell'immunità di gregge, significa che l'RT è uguale a 1. Se l'RT è uguale a 1, significa che una persona infetta un'altra persona sola. Significa che se in una settimana c'è 10.000 casi, la settimana successiva ce n'hai ancora 10.000. Per arrivare a controllare bisogna fare poche cose, guardi, o aumentare la percentuale di persone vaccinate o continuare determinate misure di distanziamento sociale e usi di meccanismi di protezione, oppure finalmente varare un sistema di sorveglianza che blocchi le catene di trasmissione e che impedisca di far rientrare le infezioni in Italia una volta che abbiamo raggiunto questo livello e di far rientrare eventualmente varianti resistenti al vaccino. Mi creda, non ci stanno altri mezzi. Quindi i tamponi vanno continuati a fare a tappeto e scusi, per esempio fare il sierologico come qualcuno dice, anche per capire quanti sono le persone che hanno già avuto il Covid e quindi escludere dalle vaccinazioni, dalle prime liste. Allora guardi, io penso che sia giusto fare il sierologico prima, va bene? Però bisogna proporre e predisporre quello che è possibile fare. Non riusciamo nemmeno a vaccinare, figurarsi a far fare prima a 50 milioni di persone il sierologico. Cioè, sarebbe una cosa ragionevole, ma praticamente impossibile, mi creda. Allora, Klaus, dimmi al volo, scusa. Allora, 3 cose rapidamente. 1, la pandemia in Inghilterra non è stato terreno di la gestione della pandemia, scusate, di scontro politico. Cioè, quando hanno chiuso non c'è stato il politico di turno che ha detto perché chiudete, ma tutta la politica si è serrata e ha incentivato la politica di vaccinazione. 2, in Inghilterra, chi ci va lo sa, chi può superare la quarantena ovviamente, ci sono i vaccini, punto primo, e tutti vaccinano, quindi gli infermieri vaccinano, i farmacisti vaccinano. Medici di base, ma figuriamoci, ho fatto i collegamenti con gli ambulatori medici di base, con migliaia di persone. Migliaia di persone. Scusami, posso dire una cosa rapidamente? Al volo, Antonella, che poi vedo che è già arrivato Emiliano. Il tema in Italia finora è stato il consenso. La ragione per cui siamo stati trattati in questo modo e ci troviamo in questo dramma a 1 anno e mezzo di distanza è perché si credeva di ottenere il consenso dei possibili futuri elettori dicendo ma apriamo un po', chiudiamo un po', però vediamo i ristori. Non abbiamo fatto né quello né quello. Perché poi la gente era... Fratoianni che voleva dire? Aspettate, scusate, Fratoianni vuole dire una cosa anche lui. Un attimo, perdonatemi che ho pochi secondi, devo arrivare da Emiliano. Fratoianni. No, volevo dire che ha ragione il professor Crisanti, serve una strategia integrata, nessuna soluzione di per sé è sufficiente ed è bene che questa strategia arrivi al più presto, perché continuiamo a sentir parlare di cambio di passo, ma l'impressione è che su questo fronte, sulla dimensione complessa del problema, ancora il meccanismo sia lo stesso, magari più efficiente su un aspetto, ma non in grado di cogliere la dimensione del problema, che va non solo dal tema della campagna vaccinale al tema del tracciamento. Oggi, ancora oggi, in questo paese ci sono decine di persone, io conosco tantissime di queste persone, sono amici, che mi dicono che sono presi il virus e non riescono a capire in nessun modo dove lo hanno preso. È chiaro che così non ne allora, certo che il tracciamento è saltato, direbbe Crisanti, completamente. Allora devo correre in pubblicità, vedo già pronto per noi Michele Emiliano a proposito di cambio di passo, quello a cui faceva riferimento Fratoianni riguardava il governo, quello a cui fa riferimento invece Enrico Letta riguarda il